estorcevano denaro con minacce e intimidazioni a imprenditori che cadevano nel tranello pensando di aver trovato supporto per le loro richieste di crediti o per il recupero di mancati pagamenti. In Veneto si torna a parlare di 'ndrangheta con una nuova operazione della DDA che ha coordinato le indagini di Carabinieri di Padova e Guardia di Finanza di Venezia. Questa volta è stato notificato un nuovo ordine di custodia cautelare nei confronti del principale indagato nell'inchiesta Camaleonte, che sarebbe stato affiliato alla cosca calabrese di Grandi Aracri di Cutro, mentre altre persone risultano indagate, tra cui un notaio padovano che si sarebbe prestato a collaborare in alcune operazioni per una falsa vendita immobiliare, ma anche avrebbe svolto un ruolo di supporto in occasione di altre attività di interesse degli indagati. La procura ha compiuto 11 perquisizioni nei confronti di altrettanti imprenditori che sarebbero rimasti imprigionati nella ragnatela degli indagati, ma che anche dopo i primi arresti dell'operazione Camaleonte, pur nella consapevolezza di avere a che fare con un fenomeno di criminalità organizzata mafiosa, non hanno voluto collaborare con gli investigatori. Sarebbero tutti imprenditori veneti per conto dei quali l'arrestato calabrese originario di Cariati avrebbe recuperato crediti o requisito titoli bancari a sconto di debiti usurari maturati nel giro di breve tempo da chi aveva chiesto prestiti, con minacce e intimidazioni, facendo valere i suoi legami con l''ndrangheta, in particolare con la vicinanza con i fratelli Michele e Sergio Bolognino, che operano principalmente in Emilia, ma con tentacoli in Veneto, nelle province di Padova e Venezia. Le perquisizioni sono state effettuate a Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo.